Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la Coppa Sicilia ottavi di finale. Vede scendere in campo Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club. Inizia il match con Gennaro Chinnici e subito si parte con i rossoneri in fase difensiva. Sujan la sbaglia Ganci e se l'è divorato, però non riesce molto bene. Uno schema per Chinnici, la traversa per il gol, l'aveva presa benissimo. Gennaro, tocca, Sujan, ancora Sujan apparecchia, dichiara Sujan e la palla va fuori. Appesi Giacomo e fa 2-1. La Fiora si riparte, la Fiora, Costanzo ancora, finta contro finta, va sul sinistro, cerca la porta e ancora una traversa. Lucchese che la gioca, Lucchese, San Martino! Addirittura Luminare, verso Nicchio dentro, Franco ancora! E sulla linea Gumine! Occasione gigantesca, vi sbaglia Pisani, Lucchese lancia a largo, può appoggiarsi al compagno, salta Nicchio! Pisani in mezzo a due, lanza, molto prova, terra, avanza! Un po' di sfortuna anche per il rossonero, un gol stava sulla linea, uno sbagliato a porta vuota e due traverse, insomma non è una giocata fortunata per il rossonero. Dentro Gennaro per Nicchio. Lanza! Va fuori. Dentro Chivarelli per Pisani. Chinnici spazza, Gennaro mette giù la palla, è difficile ma lo fa. Mezzo a due, Gennaro che giocata! Gennaro ancora va giù! Bevarelli! Bevarelli! Con il sinistro! Trova il modo di battere Costanzo! Poi come il duello, lanza ancora! Lanza! E San Martino chiude sul primo! La Fiora, Franco, per Gennaro, ma non passa! Chinnici ancora! Con Costanzo blocca! Poi cerca la porta! La Fiora che la mette in calcio d'angolo, il portiere lo può fare! Dentro Marelli può cacciare ancora Di Marelli e poi Gumina calcio penale e la chiude a 4-2. Va la Fiora, Costanza ancora con il gol. Marelli, Gennaro mette dentro, apparecchia la Fiora, traversa e la terza traversa di questo pomeriggio, vero signore? A metro credo si affida la